Eder. Mech. Pallister. La seconda autopsia sul corpo di Liliana Resinovic ha portato alla luce nuovi dettagli fondamentali per ricostruire gli ultimi istanti della donna. Scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un parchetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Uno degli aspetti più rilevanti emersi dalle 235 pagine della relazione peritale riguarda il ritrovamento di 7 formazioni pilifere sugli indumenti di Liliana. 4 all'interno dei sacchetti di plastica che avvolgevano la testa e altre 4 nella zona pubblica. A queste si aggiungono 2 ulteriori campioni già raccolti dalla polizia scientifica nelle fasi iniziali delle indagini. 2 delle formazioni pilifere rinvenute nella zona pubblica risultano essere di colore bianco e non compatibili con la colorazione naturale dei peli di Liliana. L'analisi del DNA su questi reperti potrebbe essere decisiva per identificare chi ha avuto un contatto diretto con la vittima prima della sua morte. Tuttavia, l'esito dipenderà dalla qualità del materiale genetico estratto. Se i peli presentano il bulbo, sarà possibile ottenere un profilo genetico completo, mentre in assenza del bulbo l'identificazione potrebbe risultare più complessa. Oltre ai peli e ai capelli, verranno analizzati eventuali tracce genetiche sul cordino, sui sacchi esterni e su altri reperti già esaminati. Un altro punto cruciale della perizia riguarda lo studio entomologico condotto dal prof. Stefano Vanin. La relazione sottolinea che un cadavere in decomposizione costituisce un habitat in continuo cambiamento e che gli insetti attratti dal corpo forniscono indicazioni essenziali per stabilire la data della morte. Tuttavia, uno degli aspetti più controversi del caso è il mancato rilevamento della temperatura corporea e ambientale al momento del ritrovamento del corpo. Un'omissione definita dagli esperti come una criticità insormontabile. Per ovviare a questa mancanza, gli esperti hanno ricostruito l'ambiente termico del parchetto basandosi sui dati della stazione meteorologica Molo Fratelli Bandiera. Attraverso il confronto con la temperatura ambientale registrata dal 14 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022, si è stimato che la temperatura media in quel periodo fosse di circa 5,4 gradi Celsius, con punte inferiori ai 3 gradi Celsius. L'analisi della fauna cadaverica ha rivelato la presenza di formiche criofile sulla canotta della vittima e nei sacchi neri, insetti che vivono in ambienti freddi, tra i 2 e i 3 gradi Celsius. Questo elemento è stato determinante per escludere l'ipotesi che il corpo sia stato conservato in un luogo chiuso e caldo prima del ritrovamento. Anzi, secondo i periti, il cadavere non è mai stato spostato dal parchetto in cui è stato ritrovato. Anche l'aspetto dell'edera su cui poggiava il corpo e le condizioni dei sacchi di plastica che lo avvolgevano suggeriscono che il cadavere sia rimasto esattamente lì per circa 20 giorni. Gli esperti concludono quindi che Liliana è morta il giorno stesso della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021, mentre la prima autopsia, condotta da Fulvio Costantinides e dal radiologo Fabio Cavalli, collocava il decesso massimo 60 ore prima del ritrovamento. I nuovi esperti contestano fortemente questa stima. Il precedente calcolo si basava su parametri come il rigor mortis, la presenza di macchie ipostatiche e l'assenza di gas putrefattivi, ma secondo il team coordinato dalla dottoressa Cristina Cattaneo, tali criteri non possono essere valutati senza considerare le condizioni ambientali. Uno studio condotto a Torino su corpi esposti a basse temperature ha dimostrato che il rigor mortis può persistere molto più a lungo del previsto in ambienti freddi. Questo spiegherebbe perché il corpo di Liliana, ritrovato all'aperto nel pieno dell'inverno, presentasse ancora segni di rigidità cadaverica anche dopo 22 giorni dalla morte. Un ulteriore elemento a sostegno di questa nuova ipotesi è il contenuto gastrico della vittima. Liliana aveva fatto colazione intorno alle 7 del mattino e nel suo stomaco sono stati rinvenuti resti del pasto ancora in fase di digestione. Questo indica che la morte è avvenuta tra le 9 e le 11 del mattino del 14 dicembre, cioè pochi minuti o ore dopo la sua uscita di casa. Un altro dettaglio significativo è che Liliana è stata ritrovata con gli stessi vestiti che indossava al momento della scomparsa ed era depilata di recente.
un'abitudine che secondo le testimonianze raccolte apparteneva alla sua routine personale. Gli esperti hanno analizzato la possibilità che il cadavere sia stato congelato o conservato in frigorifero prima del ritrovamento. Tuttavia, non sono stati trovati segni compatibili con il congelamento, come cristalli di ghiaccio nei tessuti. Il mancato rilevamento dell'enzima specifico per il congelamento è dovuto alla scarsa qualità dei tessuti disponibili per l'analisi. Ma resta il fatto che non ci sono elementi che suggeriscano una conservazione artificiale del corpo. La causa della morte: Liliana è stata uccisa. Se la prima autopsia aveva ipotizzato un suicidio per asfissia da sacchetto, la nuova relazione smentisce categoricamente questa ipotesi. Gli esperti sottolineano che chi si suicida in questo modo solitamente assume farmaci sedativi o alcol, ma nel sangue di Liliana non sono state trovate tracce di sostanze psicoattive. Inoltre, non ha mai cercato informazioni su internet su modalità di suicidio analoghe. La seconda autopsia ha evidenziato numerose microlesioni emorragiche alla testa, incompatibili con una morte per soffocamento autoindotto. L'analisi istologica ha confermato la presenza di due enzimi, P-selectina ed E-selectina, che compaiono solo pochi minuti dopo un trauma e dimostrano che Liliana è stata colpita mentre era ancora viva. I consulenti scrivono che le ferite rinvenute sul cranio, sul viso, sulla mano e sulla vertebra toracica non possono essere accidentali, ma sono segni di un'aggressione da parte di una terza persona. Liliana avrebbe anche cercato di difendersi, come dimostrano le escoriazioni su parti del corpo tipicamente coinvolte in un tentativo di autodifesa. Gli esperti concludono che Liliana è stata soffocata con una mano o un oggetto morbido, come un cuscino o un panno, prima di essere infilata nei sacchetti di plastica. A seguito di questa nuova perizia, il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, ha espresso la sua amarezza. "Non posso dire di essere contento, mia sorella non tornerà più, ma sono sollevato perché adesso è certificato che Lily non si è suicidata, è stata uccisa in maniera brutale. Ora vediamo come procederà la nuova procura." Con questi nuovi elementi, il caso di Liliana Resinovic si riapre con una certezza: non si è trattato di un suicidio, ma di un omicidio. Adesso la sfida per gli inquirenti sarà risalire all'identità dell'assassino. A una settimana dal ritrovamento dei resti umani nella valle di Susa, nel torinese, gli accertamenti scientifici hanno confermato che appartengono a Mara Favaro. La donna è scomparsa nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2024. La certezza è arrivata dal test del DNA effettuato sui reperti recuperati nei giorni scorsi dai carabinieri e dai vigili del fuoco in un'area boschiva della valle. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la donna sarebbe caduta o sarebbe stata gettata in un dirupo, scivolando per circa 100 metri. Le operazioni di recupero hanno permesso di rinvenire un quasi intero scheletro, insieme ad alcuni indumenti e un paio di occhiali. Alcune delle ossa presentano fratture compatibili con una caduta, probabilmente avvenute post-mortem. Su incarico della Procura di Torino, i resti verranno sottoposti a un esame approfondito da parte di un medico legale e di un'antropologa forense. In particolare, l'analisi verrà condotta con uno stereomicroscopio, strumento che permetterà di individuare eventuali segni riconducibili all'uso di un'arma da taglio o a morsi di animali. Al momento la procura sta procedendo con l'ipotesi di omicidio, anche se nell'avviso notificato alle persone indagate e ai familiari della vittima si parla genericamente di un accertamento sulle cause della morte. Nel registro degli indagati figurano Vincenzo Miglione, ex datore di lavoro di Mara Favaro, e Cosimo Esposito, ex pizzaiolo del locale in cui la donna aveva lavorato fino al giorno della scomparsa. Entrambi hanno sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda. Il provvedimento notificato a loro prevede l'autopsia per determinare la causa del decesso. Tra le ipotesi investigative c'è quella secondo cui il cadavere sia stato occultato nel dirupo solo dopo la morte. L'area in cui sono stati ritrovati i resti è una zona impervia, caratterizzata da fitta vegetazione e vicina a un fiume. Gli inquirenti hanno accelerato le operazioni di recupero anche in previsione dell'innalzamento del livello del corso d'acqua. I carabinieri, per raggiungere il punto del ritrovamento, hanno dovuto calarsi con delle corde,
Alcuni reperti ossei erano già stati rinvenuti nel mese di febbraio, insieme a un paio di occhiali e un reggiseno, e hanno contribuito a indirizzare le ricerche. La vicenda di Mara Favreau era iniziata con la denuncia di scomparsa presentata dal fratello, Fabrizio Favreau, cui aveva fatto seguito, a giugno, un'ulteriore denuncia contro ignoti per omicidio e occultamento di cadavere. La donna, 51 anni, lavorava da appena 8 giorni in una pizzeria di Chiomonte. La notte della scomparsa, dopo il turno di lavoro, avrebbe accettato un passaggio in auto dal pizzaiolo Cosimo Esposito. Secondo il racconto fornito da lui e dal titolare, Mara sarebbe stata lasciata davanti a un pub di Susa, poco prima delle 3 del mattino. Sempre secondo la loro versione, la donna sarebbe tornata alla pizzeria di Chiomonte con un passaggio in autostop offerto da un camionista. A quel punto avrebbe detto al titolare di aver dimenticato le chiavi di casa. Da lì in poi, la sua destinazione sarebbe stata nuovamente Susa, dove viveva. Si sarebbe incamminata a piedi lungo la statale 24, un tragitto di circa 7 km con un dislivello in salita di 200 metri. Tuttavia, dopo quell'ultimo avvistamento, di lei non si sono più avute notizie, se non per un selfie inviato alla figlia su WhatsApp, nel quale il suo volto risulta quasi completamente immerso nell'oscurità. Le reazioni delle parti coinvolte. L'avvocato Roberto Seraniti, che rappresenta i familiari di Mara Favreau, ha dichiarato: "Purtroppo ce lo aspettavamo. Ora l'auspicio è che i nuovi approfondimenti tecnici permettano di compiere ulteriori passi avanti verso l'accertamento della verità". Ha inoltre sottolineato come la denuncia presentata dalla famiglia fosse già esplicitamente finalizzata a indagare su un omicidio, ritenendo poco plausibile l'ipotesi di un allontanamento volontario. Dal canto suo, l'avvocato Luca Calabrò, difensore di Vincenzo Miglione, ha affermato: "Il mio assistito è dispiaciuto per la morte di Mara Favreau, ma lui non c'entra. I nuovi sviluppi, dal punto di vista processuale, non cambiano nulla". Infine, l'avvocata Elena Peccatti, che difende Cosimo Esposito, ha ribadito la totale estraneità del suo assistito. Se il ritrovamento dei resti della signora Favreau è stato preceduto da una ricostruzione accurata dei suoi movimenti di quella sera, allora risulterà evidente che Cosimo Esposito è estraneo al decesso. Le indagini proseguono per chiarire con certezza le cause della morte e l'eventuale responsabilità di terzi. Cazzo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.